Michele De Conti, presidente del comitato territoriale Treviso-Belluno. Allora, questa finale che non sarà soltanto di volley giocato, ma anche di altri grandi avvenimenti per rendere ancora più ricca questa settimana di pallavolo femminile. Sì, è stata condita con l'evento del mercoledì sera nell'anfiteatro di Preganziol, dove 12 squadre ci lasceranno perché termineranno lì il loro percorso sportivo con tanto di premiazioni, ma soprattutto una serata, anche un'oretta di disc jockey anche per le squadre che arriveranno il mercoledì già nel nostro territorio. In più il sabato mattina a Mogliano faremo un aggiornamento allenatori con il professor Martinez, dove da quello che sto vedendo in questi giorni c'è molta richiesta, anche perché abbiamo limitato i posti a 200, e in più poi alla domenica io penso che sia uno spettacolo anche la fase di premiazione post finale. Finale che ricordiamo verrà svolta al natatorio di Treviso e quindi insomma cornice ideale per giocare una finale. Sì, è una bombonera che forse è equilibrata proprio per una finale di questo tipo, anche perché lì ci saranno le 16 migliori contendenti d'Italia e dovremmo essere bravi anche a stemperare un po' tutte le loro tensioni la prima volta che queste ragazze arrivano a una finale nazionale, e sicuramente ci saranno tante lacrime, tanti sorrisi. Dovremmo essere bravi a gestire questi momenti che per la loro gioventù sono il massimo che possono avere in questa loro storia della loro vita. E per concludere, immancabile l'in bocca al lupo a tutte le partecipanti. Ma sì, per me sono brave tutte, chi arriverà qui tra Preganziol, Mogliano e Treviso dalla prima alla 28esima, sicuramente hanno passato una selezione importante. Ci sono circa 2000 under 14 in Italia, e essere tra le 28 qui nel nostro territorio devono essere già orgogliose di arrivare qui.